posso io danzare in libertà, perché sono suo figlio, perché sono suo figlio. Posso io cantare in libertà, perché sono amato, perché sono amato. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono. Noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono, libero sono. Amen, alleluia, gloria a Gesù. Ogni volta che canto questo cantico, ogni volta che lo canto, mi viene in mente questo passo della scrittura. Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera, e veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detto Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina.
Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro gli disse: alleluia, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Alzati e cammina. E preselo per la mano destra lo sollevò, e in quegli istanti i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono, e con un balzo, alleluia, si rizzò in piedi e si mise a camminare, e entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando il Dio, e poteva dire: c'è libertà nella casa di Dio. Sapete perché poteva dirlo, c'è libertà? Perché gli zoppi, i paralitici, i malformati non potevano entrare nel tempio. E quindi lui era fuori dal tempio, non poteva entrare. Magari ogni volta sbirciava, vedeva che lì si lodava Dio, ma lui era escluso dal tempio per la infermità che aveva. Noi siamo stati esclusi dalla presenza di Dio per il peccato che era dentro di noi. Ma quando Gesù, alleluia, ci ha salvati, siamo potuti entrare nel Tempio di Dio lodando e glorificando il suo nome, e possiamo dire questa mattina: c'è libertà nella presenza di Dio. C'è libertà, alleluia, ogni forma di religiosità, entrare in una chiesa con il silenzio, c'è gioia nella presenza del Signore. Quest'uomo è saltato e lodava il Dio nel Tempio, ha scombussolato il Tempio. Sapete perché? Perché non poteva entrare nel Tempio. E quando noi pensiamo e riflettiamo che noi eravamo lontani da Dio, non c'era speranza nella nostra vita, eravamo perduti senza Cristo, ma con Cristo noi abbiamo ottenuto libertà di accostarci al trono della grazia, alleluia, e lodare il Signore. Perciò questa mattina io vi invito, per il sangue di Gesù, vi invito per favore: allontanate dalla vostra mente ogni difficoltà, ogni problema, entrate nei suoi cortili con ringraziamento, con lode. La parola di Dio ci dice che Egli dimora nelle lodi dei Suoi figli. Alleluia. Vuoi liberazione questa mattina? Vuoi ricevere un tocco dalla mano di Dio? Vuoi uscire non più come sei entrato? Vuoi uscire con un volto raggiante? Vuoi uscire con il tuo viso sorridente, ma il tuo cuore non più appesantito? Lodalo. Loda il Signore, che Egli ti ha dato l'opportunità questa mattina, ci ha dato l'opportunità di essere qui presente. 2 settimane fa io ero in ospedale, ero lì e mi mancava la domenica stando in chiesa a lodare il Signore con i fratelli. A volte qualcosa deve succedere nella nostra vita per capire, per comprendere. Signore, grazie per la libertà che abbiamo questa mattina. Amen. Lodiamo il Signore con tutto il cuore, c'è libertà nella presenza di Dio. Grazie Spirito Santo che ci hai resi liberi. Alleluia, gloria a Gesù. L'Eterno è la mia luce, L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. e nulla mi mancherà. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. Anche se mi troverò nelle prove
la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore, ogni giorno ti invocherò. Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò. L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. La forza della mia vita, anche se mi troverò nelle prove, nelle difficoltà, mi rialzerà con il suo amore, la sua grazia mi sosterrà. La mia speranza è in te, Signore, ogni giorno ti invocherò. Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. Nelle tue promesse confiderò, sempre sarai con me. Oh Spirito Santo. Adesso vorrei anche invitare avanti la famiglia ucraina che abbiamo in mezzo a noi, che abbiamo avuto per un tempo in mezzo a noi. Loro hanno deciso di ritornare nel loro paese. Sapete che hanno 12 figli, quindi partiranno. La sorella è stata operata, è passato in 4 interventi chirurgici e credo che comunque, da quello che ho capito, fra 3 mesi deve essere sottoposto ancora a un altro intervento, però hanno deciso di andare in Ucraina. So che loro vogliono salutare la Chiesa, vogliono anche cantare un cantico, qualcosa insieme, e allora li chiamo davanti. Se potete venire. Olena, puoi venire tu a tradurre? Alleluia! I bambini sono tutti biondi. Wow, hanno la maglietta dell'Italia, guardate che meraviglia. Ok. Beh, vieni qua, Cristina, vieni qua. No, Cristina, me. Pace a tutti, fratello e sorelle. Я буду по-українському, Аліна буде переводити. Окей. No, io ce l'ho. Ми хочемо подякувати нашій великій родині, церкві, яка нас любов'ю прийняла і щиро допомагала і молилася за нас. Pace a tutti fratelli e sorelle. Oggi noi siamo qui per ringraziarvi del tutto cuore questa grande famiglia, perché avete fatto tanto per noi, avete corso, avete pensato, siamo state accolte molto bene e oggi vogliamo ringraziarvi. Ми відчували себе з вами, як в себе вдома. Ci siamo sentiti qua come a casa sua. Ви кожний для нас є дорогі. Siete molto preziosi per noi.
коли ми поїдемо на Україну, частинка нашого серця буде з вами. Quando saremo noi in Ucraina, un pezzo di cuore rimane qua. Нехай Бог дасть вашій церкві, щоб у вас тут завжди був мир, радість і любов. Io vi auguro di avere sempre pace, Віра, надія. di avere sempre amore, di avere sempre la speranza. Моліться надалі за нас, за нашу Україну. E vi prego di pregare per noi, per la nostra Ucraina, А ми будемо молитися за вас. e noi preghiamo per voi. Сьогодні наші друзі сказали, що навіть небо плаче, що ми їдемо. Oggi i nostri amici dove noi abitiamo hanno detto che anche il cielo oggi piange per voi perché veramente per noi è molto triste. Але ми складаємо нашу надію на Ісуса. Noi andiamo via con la fede e con la speranza che c'è Gesù Cristo. І ми все можемо в укріпляючому на Господі. E noi abbiamo solo la speranza in Dio che Lui può fare per noi lì in Ucraina qualcosa. Ми хочемо заспівати пісню. Vogliamo cantare un cantico. Якщо ми навіть Господь не подарує зустріч нам на цій землі, Se non ci troviamo più qua nella terra, то подарує зустріч в небесах. speriamo di vedersi in cielo. Ми хочемо, щоб наш псалом Господу вивели на екран і щоб ви розуміли, про що ми будемо співати. Sarà tradotto in italiano parole che abbiamo voluto proprio lasciare qui. Слава Богу. Gloria a Dio. Як швидко лине невблаганний час, і сумно, що розлуки час прийшов, Господня милість поєднала нас, і хочеться зустрітись з вами знов. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Подяка до небес нехай летить, за зустрічю, що Бог нам дарував, за те, що Він був з нами кожну мить, і кожного із нас оберігав. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Як добре бути, друзі, нам разом, молитися і славити Отця, за час оцей проведений
якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Нехай Господь в житті вас проведе, від зла й неправди в світі захистить, і в небо в отчий дім нехай веде, де будемо з Ісусом вічно жить. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де мир і радість у серцях. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Слава Ісусу! Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio, in due parole io voglio ringraziare da parte mia tutta la Chiesa, tutto che avete fatto per noi. Ringraziare tanto il nostro pastore per il suo grande aiuto che ha fatto, non solo per loro, ha fatto anche per la mia Chiesa, ha fatto anche per la mia famiglia in un momento giusto quando avevano bisogno. E voglio ringraziare anche una sorellina che fa parte della nostra Chiesa, la sorella Mirella, che quando hanno avuto bisogno, quando mancava qualcosa in casa, sempre è stata pronta, grazie a Chiesa. Vi ringrazio di cuore per il vostro amore, per tutto che avete dato. Gloria a Dio vi benedica. Ми вас всіх любимо любов'ю Ісуса Христа. Vi amiamo tanto, gloria a Dio. Aspettate un attimo. Noi abbiamo un piccolo dono per voi, che possiate... Anche noi vi amiamo tanto. E allora pregheremo per loro, che il luogo dove vanno, il posto dove vanno, non è sicuro. Quindi vogliamo pregare per loro, vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Stendete pure le vostre mani, Padre. Signore, tu sei colui che governi i nostri passi. Tu guidi la nostra vita. Solo tu conosci il suo cuore, Signore. Il dolore, il peso, Signore. Ma, Signore, noi ti chiediamo di pari consentimento e veniamo a te nel nome di Gesù. Metti i tuoi angeli intorno a questa famiglia. Proteggili, Signore. Apri le porte dove le porte sono chiuse, Signore. In modo particolare, Signore, sua moglie, per gli interventi che ha avuto qui. Signore, proteggila. Tu sei il dottore, il guaritore, Signore. Signore, noi vediamo e vediamo soltanto da lontano perché non siamo presenti in quei luoghi, neanche possiamo immaginare. Signore, il loro desiderio è tornare dai loro. Signore, benedicili. La tua benedizione, la tua protezione. Proteggi i bambini, Signore. Proteggi questa casa, proteggi i loro familiari, Padre. Metti i tuoi angeli, te lo chiediamo nel nome di Gesù, che li possiamo rivedere in mezzo a noi, Signore, lodare e glorificare il tuo nome, Signore, che possiamo incontrarci, Signore, un giorno nella piena libertà, abbracciarci e lodarti, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio, amen. Fratello Carlo, vieni, vogliamo farvi un dono, non vieni in braccio.
un dono da parte della Chiesa, da parte nostra, con tutto il cuore, che il Signore vi benedica. Ok, grazie, grazie. Alleluia. Gloria a Gesù, da parte del Consiglio, della Chiesa. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Amen. Accomodatevi pure, gloria a Gesù, questo tuo. Gloria a Dio. Amen. Fratelli, abbiamo sempre detto la nostra Chiesa è una locanda. Il Signore ci manda anime da accogliere, da accutire, da fasciare le ferite e vogliamo ringraziare il Signore per questo tempo che loro sono stati in questa locanda, ma vogliamo ringraziare il Signore anche per coloro che li hanno sostenuti, aiutati lì dove sono, gli hanno dato una casa grandissima per ospitare una famiglia così, provate a immaginare, si sono presi cura realmente loro più di noi, molto più di noi. Quindi ringraziamo il Signore per queste care persone che hanno a cuore di poter anche aiutare e sostenere. Fratelli, nessuno di noi, almeno qui io credo che non riusciamo, io non sono nato in un periodo dove la guerra era già finita, ma non possiamo immaginare che cosa significa scappare da una guerra, andare via, prendere figli, andare via, scappare perché ci sono le bombe che ti cadono addosso. Neanche possiamo immaginarlo, ma vogliamo pregare il Signore che Dio li protegga, li sostiene a loro come tanti fratelli e sorelle che abbiamo nel loro paese. Amen. Gloria a Dio. Vi ricordo le offerte, sono la cassetta in fondo. Voglio dirvi che quest'anno anche per poter cantare al Teatro di Cittadella abbiamo dovuto spendere molto di più rispetto agli altri anni perché noi ci autofinanziamo, quindi anche al Teatro di Cittadella, che è un bellissimo teatro e vi consiglio di venire a vederlo perché è molto bello, anzi dovete prenotarvi prima perché non ci sono posti lì, perché mi sembra che contiene in tutto un 250, 220, 230 posti, fra la platea e tutto quanto, è una piccola bomboniera, molto bella. Siccome che ci sono i vigili del fuoco che arrivano, persone del posto che comunque fanno entrare, coloro che ti fanno accomodare, abbiamo speso 700 euro per avere il locale, che comunque considerato non è nulla. La cosa importante è che il comune ci ha accolti, ci ha dato l'opportunità di cantare in quel teatro, che vanno comunque tutte persone famose del cinema, del teatro, vanno lì e noi siamo andati lì per cantare. Questo mi sembra che sia il terzo anno, 3 volte siamo stati lì, o 4 volte, vero? Comunque siamo stati già 4 volte e si è sempre riempito e la gente è stata fuori perché non riuscivano a farli entrare, perché questi sono i posti. Va bene, fratelli, quindi vi raccomando anche le vostre offerte, sono importanti per l'opera del Signore, perché noi vogliamo testimoniare e ringraziare il nome del Signore. Amen. Gloria a Dio. Ecco, adesso rivolgiamoci alla parola di Dio, il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore questi giorni. Il titolo è I libri saranno aperti. I libri saranno aperti. I libri verranno aperti un giorno. Però voglio prendere un passo che apparentemente sembra che non c'entra niente. O meglio, se poi approfondiamo, anche perché ho preso questo passo, capirete per qual motivo io sono andato a prenderlo. Adesso io vorrei vedere quanti riescono a prendere Ester velocemente. Mi piacerebbe vedere innanzitutto quanti hanno la Bibbia, quanti vengono in chiesa con la Bibbia e quanti arrivano anche senza Bibbia, perché dirà vabbè, ma tanto viene proiettato. E quindi no, vieni con la Bibbia in chiesa, anzi portati anche un quadernino con una piccola penna, ti prendi degli appunti. Ester capitolo 6. Non possiamo leggere tutto il libro di Ester, ma quello che vi voglio dire, il libro di Ester è meraviglioso, bellissimo, hanno fatto anche dei film. Quando io ero giovane e sono andato a leggere il libro di Ester, anche quando ero alla scuola, alla scuola biblica, mi hanno iniziato comunque anche a introdurre il libro di Ester. La domanda che ci facevamo, che penso che tutti quanti voi vi fate, ma questo libro in realtà cosa ha a che fare con la Bibbia? Perché è vero, è una bella storia,
è una storia così bellissima, si potrebbe fare realmente, si sono fatti film, ma è una storia che sembra apparentemente dove è Dio. Perché non viene mai nominato il nome di Dio? Non c'è neanche, come dire, un qualcosa di religioso, cioè preghiere, intercessioni. No, non vediamo nulla di questo nel libro di Ester. Ma Dio è potentemente presente in questo libro in maniera straordinaria. Per andare a leggere il libro di Ester dobbiamo anche comunque conoscere la tradizione ebraica, dobbiamo conoscere il popolo ebraico, dobbiamo conoscere la storia del popolo ebraico. Andiamo al capitolo 6, leggeremo dall'1 al versetto 14. Sì, versetto 14, sì. Quella notte il re non poteva prendere sonno. Allora ordinò che gli si portasse il libro dei fatti memorabili delle cronache e ne fece la lettura davanti al re. Vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunciato Bigtana e Teres, i due eunuchi del re, fra i custodi della soglia, che avevano cercato di stendere la mano contro il re Assuero, cioè lo volevano uccidere. A quel tempo si usava che c'erano quelli che venivano pagati perché un re venisse fatto fuori, perché volevano poi subentrare altri ad essere re, un attentato al re. Allora il re chiese: quale onore e riconoscimento è stato dato a Mardocheo per questo? I servi del re che gli prestavano servizio risposero: non si è fatto nulla per lui, non si è fatto niente. Il re allora disse: chi c'è nel cortile? Ora Aman era appena entrato nel cortile esterno del palazzo del re per chiedere al re di far impiccare Mardocheo alla forca che aveva preparato per lui. I servi del re gli risposero: ecco, c'è Aman nel cortile. E il re disse: fatelo entrare. Allora Aman entrò e il re gli disse: che cosa si deve fare ad un uomo che il re vuole onorare? Aman pensò in cuor suo: e chi più di me vorrebbe il re onorare? Aman rispose al re: per l'uomo che il re vuole onorare si prende la veste reale che il re ha indossato e il cavallo che il re ha montato e si mette sulla sua testa una corona reale. Si consegni la veste e il cavallo e uno dei principi più nobili del re si rivesta di quella veste che l'uomo che il re vuole onorare. Quindi lo si conduca a cavallo per le vie della città e si proclami davanti a lui: così si fa dell'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse ad Aman: presto, prendi la veste e il cavallo come hai detto e fa così con Mardocheo, il giudeo che siede alla porta del re. Non tralasciare nulla di tutto ciò che hai detto. Aman prese dunque le vesti, il cavallo, rivestì le vesti a Mardocheo, delle vesti a Mardocheo, e lo condusse a cavallo per le vie della città, proclamando davanti a lui: così si fa dell'uomo che il re vuole onorare. Poi Mardocheo tornò alla porta del re e Aman si affrettò a tornare a casa tutto addolorato e con il capo coperto. Aman raccontò a sua moglie Zeresh e a tutti i suoi amici tutto ciò che gli era accaduto. Allora i suoi saggi e sua moglie Zeresh gli dissero: se Mardocheo, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, è della stirpe dei giudei, tu non riuscirai a vincere contro di lui, ma cadrai completamente davanti a lui. Essi stavano ancora parlando con lui quando giunsero gli eunuchi del re, i quali si affrettarono a condurre Aman al banchetto di Ester che gli aveva preparato. Peggio che peggio. Peggio che peggio. Credo che tutti quanti voi conoscete la storia e se non la conoscete vi chiedo di andarla, vi consiglio di andarla a leggere. Non possiamo tralasciare nulla della parola di Dio. Il libro di Ester è eccezionale, è meraviglioso, qualcosa di incredibile. Al capitolo 3, al versetto 8, noi leggiamo che Aman disse al re Assuero: c'è un popolo disseminato e separato fra i popoli in tutte le province del regno
le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo, e che non osserva le leggi del re. Il re non ha perciò alcun vantaggio a lasciarli in vita. Aman era un uomo che aveva un orgoglio incredibile. Aman si aspettava, perché aveva gli onori del re, si aspettava che tutti della cittadina lo onorassero. Quando lui passava si dovevano inginocchiare e adorare. Partiamo da questo presupposto innanzitutto, e qui iniziamo a vedere e conoscere l'importanza del popolo di Dio. Vi è un popolo in quale non si piega, non si abbassa davanti a nessun uomo. Dio aveva dato una legge al suo popolo: tu adorerai il Signore il Dio tuo e non ti prostrerai davanti a nessun uomo, nessuna deità, nessun uomo. Era un ordine ben preciso, e i giudei erano il popolo di Dio, e Mardocheo non si abbassava davanti a quest'uomo, e lui questo lo fece innervosire, e andò dal re e disse: vi è un uomo e un popolo che è completamente differente dagli altri popoli. Fratelli, ringraziamo il Signore perché noi siamo un popolo differente dagli altri popoli, perché Dio ci ha salvati e ci ha tirati fuori. Santi vuol dire messi da parte. Non è quello che ci hanno insegnato, l'aureola dietro alla testa, il santo, poi c'è qualcuno che ti fa santo. No. Paolo, quando scrive le lettere alle chiese, scrive ai santi che sono in Galati, ai santi che sono in Corinto, e non erano ancora morti, Quindi non dovevano aspettare di morire per diventare santi o che avessero fatto dei miracoli. No. Santo ci fa uno soltanto, è colui che ci santifica. Che Cristo Gesù ci ha santificati, ci ha acquistati. Paolo lo dice, Efesini capitolo 3. Bellissimo. Ci ha acquistati, ci ha santificati, ci ha redenti. Meraviglioso. Per il suo sangue. Per il suo sangue. Quindi Aman non è scomparso dalla faccia della terra. Aman, spiritualmente parlando, non è morto. Perché colui che vuole accusarci e vuole distruggerci c'è ancora. Colui che ti vuole accusare c'è ancora. Colui che vuole impiccarti, che ha fatto, come in questo caso fece abbiamo letto, un palo alto 25 metri, perché voleva mettere proprio lui. Lo voleva impiccare. Dio cambia le circostanze. Quando pensi che Dio non c'è, quando pensi che Dio, puoi dire: Signore, ma dove sei? Quando stai vivendo un momento particolare, quando qualcuno sta cercando di abbatterti, di toglierti, di ucciderti, di eliminarti, sappi che Dio ha il pieno controllo della situazione nelle sue mani. Perché al Signore non sfugge nulla. Dio non sfugge niente. E quello che voglio dirvi, innanzitutto, chi era questa Ester? Ester era una ragazza orfana, morti i genitori, era la cugina di Mardocheo. E Mardocheo se l'era preso perché era più grande, se l'era preso come una figlia. Guardate che meraviglia. Una donna che era una ragazza che gli è morto il genitore, il padre, la madre. Dio ha un piano meraviglioso per la sua vita, un piano da farla diventare regina. Non viene da un ceto sociale, non viene da una casa reale, è una ragazza ebrea. E siccome che la prima regina che c'era lì, il re in un banchetto, che era ubriaca, la mandò a chiamare per far vedere quanto era bella sua moglie. Ma lei non si volle presentare, disse: no, io non ci vado. Mi chiama, io non ci vado. Bene. E allora la mandarono via. La eliminarono. Il re disse: andatemi a scegliere un'altra ragazza. E quando videro Ester, gli eunuchi, era bellissima Ester, straordinaria, una ragazza bellissima, la scelsero e la portarono dal re. Lei non avrebbe mai immaginato di poter diventare la regina. E il re, quando la vide, si innamorò, incredibilmente, si innamorò di lei e la prese come sua regina. Non sapeva che era del popolo ebreo.
Ora suo cugino era nel palazzo reale, sempre lì stava. E a un certo punto questo Aman, che ce l'aveva con il popolo di Dio, e allora cosa fece? Pagò al re una somma di denaro perché venissero sterminati tutti gli ebrei, tutti i giudei da quel paese. E il re accettò, perché quando seppe che non si volle piegare davanti a lui, che poi in realtà rappresentava anche il re, dice: se tu sei un mio, che appartieni al mio regno e hai una responsabilità, è come se passassi io, e se non si piegano davanti a me, e allora questo è il risultato. Dovranno essere uccisi, sterminati. E fu fatto un decreto che fu mandato per tutte le province. E quando Mardocheo lo venne a sapere, si mise nel palazzo reale, si strappò le vesti e si coprì di sacco e di cenere. E qualcuno andò a informare, gli eunuchi andarono a informare Ester e gli disse: guarda che c'è uno della tua provincia, della tua, che è lì. E lei, quando lo vide, scese e andò da lui e disse: ma perché sei così? Perché c'è un decreto che saremo sterminati tutti quanti. Ora tu devi andare dal re e devi intercedere presso il re. E lei gli disse: tu sai che se il re non mi chiama, non chiama sua moglie, non può presentarsi perché verrà uccisa, rischia la vita. E allora lui gli insiste e gli dice: tu devi andare, devi presentarti. E lei disse: tu sai. E lui gli disse questa frase, gli disse queste parole: Ester, ricordati che se tu ti taci, soccorso e liberazione giungerà da un'altra parte. Perché Dio il suo piano lo porta sempre a compimento, con me o senza di me, con te o senza di te. Dio porta avanti il suo compimento, sei d'accordo o no? A volte ci mettiamo al posto del Signore, pensiamo e a volte... Signore, aiutaci a capire che sei tu il buon pastore e il sommo pastore. E allora ecco che lei dice: va bene, digiunate, non dice pregate, digiunate per me. Io mi metterò da parte, digiunerò anch'io e poi mi presenterò al re. Il digiuno per un giudeo era sempre unito alla preghiera, non potevano non pregare. Quindi pregarono e digiunarono tutto il popolo e iniziarono a digiunare e a pregare per Ester, affinché Ester si potesse presentare davanti a lui. Ancora oggi questo digiuno ai nostri giorni nel popolo ebreo viene fatto nel popolo ebraico. Durante le loro feste, e la festa di Purim, viene fatto questo digiuno dall'alba al tramonto e si chiama proprio il digiuno di Ester, perché viene ricordato questa liberazione meravigliosa del popolo di Israele. E allora la regina Ester si presenta dal re nelle sue vesti reali, era bellissima. Si preparò, dopo aver anche digiunato e pregato, si preparò e andò dal re. Il re, quando la vide, si sciolse. E il re aveva uno scettro in mano. Se lo scettro veniva steso verso di lei poteva entrare, poteva avvicinarsi e poteva chiedere qualsiasi cosa. Se lo scettro non veniva preso, la prendevano, e quello che il re decideva di fare, come la regina, quella prima precedente, fu gettata fuori dalla casa reale, ma poteva anche essere uccisa, perché non era stata chiamata dal re. Ma il re, appena la vede, prende lo scettro, scende su di lei proprio e gli dice: regina Ester, Ester, dimmi, che cosa posso fare per te? Perché sei qui? Chiedimi anche metà del mio regno, io te lo darò. Fratelli, sorelle, ascoltate bene. Quando la Chiesa è unita in preghiera, è una regina davanti al trono di Dio. E Dio, quando vede la Chiesa unita che prega insieme, scende, mette il suo elettro scelto e dirà: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. Quando la Chiesa si unisce, quando la Chiesa è unita insieme, quando noi pensiamo e siamo veramente convinti che nel pregare c'è la liberazione, nel pregare c'è la vittoria, l'incontro di preghiera dovrebbe essere quello più frequentato dalla Chiesa. Più dello studio biblico, se volete.
Lo studio ti prepara. La preghiera ti porta. La preghiera è importante, il Signore ci ha dato un'arma, l'arma della preghiera, l'arma della comunione insieme, l'adorazione insieme. È lì dove si muove la mano di Dio. E allora il re la vede e gli dice: Ester, chiedimi quello che vuoi. E lei gli chiede e gli dice: guarda, se proprio io ho trovato grazia agli occhi tuoi, farò una festa. E se tu puoi venire con i principi, io voglio dare questa festa. Non gli raccontò ancora nulla. Ed ecco perché nel capitolo 7 stiamo leggendo, abbiamo visto il capitolo 6, che invitò Aman a questa festa. Ma non sapeva niente che una notte, lei non lo sapeva, che una notte Dio muove le circostanze. Dio ha un piano, un programma. È meraviglioso il nostro Dio, perché si muove in maniera differente da come pensiamo noi. Una notte il re non poteva prendere sonno. Sai chi è che ti dà il sonno a te e a me? Sai chi è che ci fa dormire? È Dio. Lo sai che il sonno è un coma? Leggero, ma è un coma. Noi andiamo in coma, poi ci sono alcuni che vanno proprio in coma profondo. Ci sono alcuni, anche se vengono il terremoto, dormono ancora, sono ancora lì. Li devi svegliare solo con un cannone o con un martello in testa. Mi piaceva quella volta a Napoli, in un negozio che si chiama Napoli Mania, avevano fatto una sveglia con il martello che usciva e ti diceva don don. Era una sveglia con il martellino che proprio si allungava e te lo dava in testa. I napoletani, E allora vediamo qui che Dio muove le circostanze. A Dio non gli sfugge niente. E quella notte il re non riusciva a dormire. E allora cosa fa? Apre il libro delle cronache, l'agenda, la storia. E dice: leggetemi per favore qualcosa. E allora si mettono a leggere. E dove vanno a leggere? Ma guarda caso. Vanno a leggere che un giorno qualcuno voleva attentare la vita al re, 2 di loro, e non ci riescono. E perché non ci riescono? Perché questo Mardocheo l'aveva saputo e gliel'aveva andato a dire. E ha salvato la vita al re. E il re: scusatemi, ma cosa si è fatto per quest'uomo? Perché non me lo ricordo. Sto parafrasando, Niente. Niente? Wow. Chi c'è nel cortile? Aman. Non gli chiese neanche cosa sta facendo. Stava preparando la forca. Il tuo nemico sarà colui che passerà quello che ti ha detto che tu avresti passato. Mi segui? Perché Dio cambia le circostanze, Dio cambia le situazioni. A volte noi vogliamo difenderci, quante volte il Signore dice: Gianni, stai zitto, lascia stare, stai in silenzio. E meno male che me lo dice. Ma a volte l'ho ascoltato, altre volte non ce l'ho fatta. Signore, perdonami. E ho fatto danni. Perché quando ci muoviamo noi, facciamo danni. Quanti sanno che Dio è misericordioso? Quante volte, dimmi la verità, quante volte l'hai fatta grossa e ti aspettavi che il Signore ti avrebbe dato una bastonata in testa, che ti avrebbe piegato in 2? E invece cosa hai ricevuto? Un abbraccio. Invece il pastore dice: te lo sei meritato, te lo sei cercato, l'hai voluto, adesso paga le conseguenze. Gesù non è così. Gesù non è andato da Pietro a dire: te l'avevo detto, te l'avevo annunciato precedentemente, ti ricordi Pietro che ti ho detto che mi avresti rinnegato? Gesù lo guarda, io mi immagino la scena, fratelli perdonatemi, che io torno sempre su questa cosa qui, perché io mi immagino la scena dell'amore di Gesù. Pietro, io so tu chi sei, tu non sai chi eri, io so chi sei, ma io voglio sapere una cosa: ma mi ami tu? Ma che meraviglia, ma che meraviglia.
Ma mi ami tu? Pietro alla fine dovette dire, perché per 2 volte gli disse, Signore, io ti voglio bene. Quante volte l'ha tradito? E il Signore la 3ª volta dice, Pietro, ma mi ami tu? Signore, tu mi conosci. Che bello quando diciamo al Signore, Signore, tu sai io cosa posso prometterti. Però, Signore, tu mi conosci, che bello. E il Signore gli dice, pascia i miei agnelli. Gli agnelli si tengono in braccio. Il pastore, se non tiene gli agnelli in braccio, non è pastore, è qualcos'altro. Va bene, lasciamo perdere questo. Un libro fu aperto e c'è un libro che in cielo sarà aperto. C'è un libro che un giorno sarà aperto nel cielo. Lo sapete? 2 libri in modo particolare, ma un libro sarà aperto. Apocalisse capitolo 20, versetto 12. E vidi i morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono, e i libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati secondo le cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E se qualcuno non fu trovato iscritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno il fuoco. Voglio soffermarmi sulla prima parte. Furono giudicati secondo le loro opere. Noi a volte pensiamo, e ieri proprio riguardo a questo parlavo con una sorella, e questa sorella inconsciamente non pensava che mi stava dando una risposta sulla predicazione che avrei dovuto predicare questa mattina. Ora, quando io vado avanti capirà chi è, perché è qui in mezzo a noi. Noi a volte pensiamo che abbiamo fatto delle cose per altri, ci siamo impegnati, abbiamo dato, abbiamo fatto, e a volte diciamo è stato inutile. Ho dato per questa denominazione di chiesa, sono stato lì per tanti anni, ho dato le mie offerte, ho dato le mie decime, ho fatto questo, ho comprato quest'altro, ho fatto quell'altro, per quella famiglia, per quella sorella, ho fatto e ho ricevuto invece in cambio. Allora pensiamo no, c'è un libro che sarà aperto un giorno. Non aspettarti nulla in cambio dall'uomo, ma un giorno quel libro sarà aperto, delle cose fatte. Voglio darti questa bella notizia questa mattina. Quello che tu hai fatto per il Signore ti sarà ridato. Pietro, Signore, abbiamo lasciato casa, famiglie, abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Pietro, è sempre quello, no? E Gesù gli disse a Pietro, ma io ti dico in verità, chi ha lasciato casa, padre, figlia, famiglia, che non ne riceva 100 volte qui, e poi la vita eterna. Cosa pensi che hai dato o hai fatto tu? Se noi lo facciamo per l'opera del Signore, lo facciamo per il Signore. Non aspettarti niente. Gianni, non aspettarti niente in contraccambio. Lo vuoi capire o no? Tu fallo col cuore. Quello che devi fare, fallo col cuore. Non pentirti mai del bene che hai fatto, non scoraggiarti, non pensare di aver fatto del bene alla persona sbagliata o a quell'organizzazione, quanto tempo hai perso. No, non lo pensare mai, perché quello che tu l'hai fatto, se l'hai fatto con tutto il tuo cuore e per il Signore, ti sarà data un'approvazione da parte di Dio. La parola di Dio ci dice in Ebrei capitolo 6, versetto 10, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome. Dio non è ingiusto. Dio sa quanto ti è costato. Sa quello che tu hai fatto. Ma attenzione, c'è anche l'altra faccia della medaglia. Dio sa anche quando parliamo e offendiamo e malediciamo. Dio sa, perché non esce la parola dalla nostra bocca che il Signore non sa. Guai a chi ha detto raca a suo fratello, reca. Lo dice la Bibbia, guai. E se dice guai vuol dire che dobbiamo fare attenzione. Noi dobbiamo benedire e non maledire. Questo è quello che ci ha detto la sua scrittura.
Ci sono giovani, mi avete già sentito, ci sono donne, uomini già fatti di una certa età che non riescono a fare niente, si sentono inutili perché sono stati maledetti da bambino, dai loro genitori. Non sei capace, non sei bravo, non sei buono a nulla, non sei capace di niente. Ma cosa vuoi prendere tu? Guarda il figlio di quest'altro, guarda quell'altro. Tu, guarda, sei sempre lui, non sei capace a niente. E sono cresciuti con questa maledizione. Fratelli, vita e morte è in potere della lingua. Dio ci ha chiamato a benedire e non a maledire. Anche i figli, facciamo attenzione a non dire ai nostri figli, a non usare termini, perché quello entra dentro e ferisce. C'è un figlio che ci vuole più tempo rispetto a un altro, perdiamo più tempo, stiamo vicini. Sono differenti, sì, ma amiamoli, perché Dio ce l'ha donati. Matteo capitolo 6, versetto 18. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, perché Dio vede nel segreto. Non hai bisogno di stare, sai, alla porta del Tempio c'erano quelli che mettevano le offerte e facevano risuonare, no? Tutto e davano tutto quello. E Gesù a chi ha lodato? A una vedova che non aveva nulla. Vedete quella lì, ha dato tutto quello che aveva. 2 spiccioli, non sono neanche risuonate nella cassa delle offerte, perché erano talmente, ma Gesù sapeva che nel segreto Dio vede. E non solo, ma vede il tuo cuore e vede il tuo desiderio di donare. Se tu non sei in grado di poter offrire per l'opera del Signore, Dio lo sa e non ti chiede nulla. Anzi, Dio benedice la tua casa. A quella donna che non aveva nulla, Dio gli disse tramite il profeta: va a raccogliere tutte le anfore che trovi intorno, poi portale qui. E Dio riempì d'olio. E poi cosa gli disse alla fine? Vai e paga il debito, perché Dio gli aveva dato. Ora tu sai ciò che Dio ti dà, sai quali sono le tue entrate, sai quello che puoi fare per l'opera di Dio. Nessuno ti chiede nulla. 10ª, 15ª, 16ª, 13ª. No, Dio non chiede nulla. Dio ama un donatore allegro, ma Dio conosce il cuore. Sa cosa è importante più per te? Cambiare un oggetto che già hai in casa e lo vuoi cambiare tanto per cambiare, o dare a qualcuno che non ha neanche quell'oggetto? Avete visto nella chiesa del fratello Gennaro Chiocca? Quest'anno sapete cosa hanno fatto? Dona un paio di scarpe a chi non può permetterselo. Nuove. Hanno raccolto 900 paia di scarpe. Nuove. C'è stato un negozio che gli ha offerto le scarpe e ha detto: guardate, ma comunque ognuno offriva un paio di scarpe, uomo, donna, come volevi, 900, e le hanno portate a persone che non hanno scarpe. 900 paia di scarpe. Se io apro la mia scarpiera, mi cadono addosso tutte le scarpe che ho. Non so te, parlo di me. Ma queste non stanno bene sotto, me le prendo un altro colore. Ma queste, c'è chi cammina scalzo, non perché gli piace camminare scalzo, ma perché non ha scarpe. C'è chi non ha nulla da mettersi addosso. Io se apro l'armadio, adesso io che stiamo in trasloco, non so neanche dove è la roba che io. Ho detto a Mariano, forse in casa tua ci dovrebbe essere questo, a Cristian, forse da te ci dovrebbe essere, non ci ricordiamo niente dalla roba che abbiamo. E c'è chi non ha neanche l'armadio. Però noi veniamo ai culti, lo dico, Signore. Marco capitolo 9, versetto 41. Chiunque avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità vi dico, che non perderà la sua ricompensa. Un bicchiere d'acqua. Qualcuno dice l'acqua non si lega a nessuno. A volte neghiamo anche quello. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene e sia male. Non lo dico io, lo dice la Scrittura. Noi tutti. A volte ci dimentichiamo. È vero che noi passiamo dalla morte alla vita, andiamo con il Signore, ma un giorno ci sarà un libro che sarà aperto per le cose fatte. Sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Vedete Marco capitolo 5.
Quindi vuol dire che nel regno dei cieli ci saranno i minimi e ci saranno... Uno dice, ma che mi importa, basta che ci sto. A me a scuola, quando andavo agli elementari, mi bastava essere proprio il punto minimo per superare l'esame. Non mi interessa, no, lo devo fare. Non so te, ma ci sono tanti che sono furbi, no? Che basta quel poco. Gesù dice nell'Apocalisse 20:12, ecco io vengo presto e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. C'è una ricompensa da parte di Dio. C'è un libro che sarà aperto quel giorno. Lo hai mai pensato fino adesso? Stiamo quasi arrivando a fine di anno. Stiamo raggiungendo, fra poco raggiungiamo fine anno. Tutte le aziende, tutte le imprese, tutte le ditte, sapete cosa fanno? Fanno un bilancio. E devono comunque segnare tutte le cose rimaste in casa, che non hanno venduto, le cose devono vedere cosa hanno acquistato, che cosa hanno fatto. Il credente cristiano a fine anno dovrebbe fare un bilancio. Io credo che comunque non solo a fine anno, ma approfittiamo a fine anno perché noi non sappiamo mai quando andiamo con il Signore. Non è che ce ne andiamo a fine anno con il Signore. Dovremmo fare un bilancio nella nostra vita. E credo che dobbiamo fare un bilancio nella nostra vita. Il bilancio non è quante volte sono andato in chiesa. Non è quante volte ho partecipato, sono stato lì. Non è questo il bilancio. Se voi vedete nella parola di Dio, quando noi parliamo di digiuno, molti sposano il digiuno, cioè proprio accettano il digiuno, perché sono convinti che Dio, guardando una persona che digiuna, si commuove. Sta digiunando, poverino, figlio mio. Sta digiunando. La Chiesa Cattolica le chiamo il fioretto, un fioretto, io sto facendo un fioretto. Io ho visto persone, nella mia esperienza, ho visto persone che facevano chilometri a piedi senza scarpe, in una processione. Ho visto gente che si frustava, ho visto gente che si buttava a faccia a terra e si spaccava davanti alla Madonna, faccia così. Perché dovevano pagare un prezzo affinché potessero in qualche modo, liberarsi dal peccato, dalla cosa, dice ho fatto questo per te. Ma sapete cosa ha detto Gesù? Ho pagato io per te. Gesù su quella croce ha portato tutte le sue ferite, tutte le sue lividure. La parola di Dio è per le sue lividure noi siamo stati guariti. Ogni frustata che il Signore ha avuto la meritavo io. Lui l'ha portata sulla croce e ha detto, Padre, tutto è compiuto. Ho pagato il prezzo. Ho pagato per Mariano, ho pagato per Gianni, ho pagato per Ottavio, per Silvia, per Lisa. Ho pagato. E quando è rimasto su quella croce, lui vedeva te e me. Perché egli ha visto il frutto del tormento del suo spirito e ne è stato saziato. Isaia. Ha veduto tu e me. Com'è importante servire il Signore con gioia. Com'è importante comprendere la chiamata che abbiamo avuto da parte di Dio. Dio non ci ha scelti perché eravamo migliori degli altri e non lo siamo. Dio non ci ha chiamati tanto per salvarci e dire ok, ti ho dato la patente, adesso tu puoi. C'hai un tesserino per entrare in cielo. No. Andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Andate e predicate l'Evangelo. Paolo dice che lui se ne è servito della pazzia della predicazione. Poteva chiamare gli angeli o no per predicare? Poteva farlo. Ma ha scelto te e me. Perché possiamo raccontare di quello che Cristo ha fatto nella nostra vita. Io ero morto nel fango e nei peccati, ma Cristo Gesù mi ha lavato, mi ha purificato, mi ha rimbiancato, mi ha dato un compito meraviglioso, mi ha dato una veste reale, mi ha fatto sacerdote e re, mi ha fatto sedere nei luoghi celesti con Lui. Sono più che vincitore in Cristo Gesù. Wow! E questo ha avuto un costo, ha pagato con il suo sangue. Fratello, sorella, questo messaggio è perché tu possa riflettere, quante ne ho fatte, quante predicazioni, ma perché tu possa riflettere il tempo che stai perdendo per l'opera di Dio.
un giorno un libro sarà aperto. Forse tu l'avevi dimenticato. Ecco ciò che il Signore ha messo nel mio cuore. Un libro delle opere sarà aperto e sarà aperto il libro della vita. Che se il tuo nome non è scritto in quel libro, sarai gettato nella gemma eterna. Quindi la prima cosa che tu devi fare, devi assicurarti che il tuo nome è scritto nel libro della vita. E c'è un solo modo per scrivere quel nome. Non sono le opere, ma è ricevere Cristo Gesù quale Signore e Salvatore nella propria vita, accettare, confessare i nostri peccati, sapere di essere peccatori e confessare, perché se con la bocca, ci dice Giacomo, tu avrai confessato, con il cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti e confessi che Gesù Cristo è il Signore della tua vita, tu sarai salvato. Allora se non l'hai fatto ancora, tu che magari mi stai seguendo dalla televisione o dal computer, ti conviene farlo prima possibile. Fallo subito, di ricevere Gesù quale Signore. E poi, ascolta bene, mettiti all'opera per l'opera del Signore. Il nemico cercherà sempre di ostacolare la tua vita. L'Aman uscirà sempre ad accusarti. L'Aman verrà sempre fuori a cercare di impiccarti. C'è un popolo che è un popolo appartato e tu fai parte di quel popolo. Io faccio parte di quel popolo perché quel popolo è stato conquistato dal sangue di Gesù. E allora, come dice Galati capitolo 6, versetto 9, voglio concludere con questo verso. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Non scoraggiarti di fare il bene. Se qualcuno, un fratello, una sorella, un amico, il tuo collega di lavoro, qualcuno ti ha fatto del male, non scoraggiarti di fargli del bene. Gesù gli disse, è come se noi accendiamo sul loro capo dei cardoni ardenti. Dice, ma come? Io gli sto facendo questo e lui mi dimostra l'amore? Sì. Sai perché? Perché voglio assomigliare al mio maestro che è Gesù. Perché Gesù, mentre lo crocifiggevano, lui ha detto, Padre, perdonali, perché non sanno quello che stanno facendo. Io non so a chi sto parlando questa mattina. Forse tu sei venuto qui questa mattina con una ferita nel cuore. Forse tuo figlio, tua figlia, la persona più cara vicino a te, ti ha ferito. E tu forse hai speso la tua vita, anche hai speso del tempo, hai speso per lui, per lei. Forse per il tuo collega, per la tua collega, sei stato deluso. Forse questa mattina tu sei qui con una delusione nel cuore. Bene, questa mattina io voglio dirti che tutto quello che tu hai fatto è stato scritto in un libro che un giorno sarà aperto. E un'altra cosa voglio dirti, tu non hai bisogno di difenderti da nessuno, perché sarà il Signore che ti difende. E quello che hanno pensato di fare cadrà proprio a loro, perché il nostro Signore è colui che cambia, muta ogni situazione. La maledizione in benedizione. Ma quello che Lui chiede a te e chiede a me, sai cos'è? Ama il tuo nemico. Non il tuo fratello, la tua sorella, che dovrebbe essere naturale, normale amare il tuo fratello e la tua sorella, ma ama il tuo nemico. Amalo. E allora questa mattina possiamo dire al Signore, Signore, perdonami, non ce la faccio. Sapete cosa ama il Signore? Me lo sentite dire sempre. Io sono uno di questo. Io vado al Signore e gli, come Gennaro. Gennaro, vi ricordate l'altro giorno? A me fa, io e Gennaro siamo proprio in sintonia sempre. Ci chiamiamo. Che cosa ha detto? Signore, il problema non è mio, è tuo. Tu hai detto che ti saresti preso cura, io l'ho predicato. Poi tu devi dare da mangiare. Qui abbiamo bisogno di cibo. E cosa? Bussarono alla porta e il cibo era fuori dalla porta. Io dico sempre, Signore, tu hai detto nella tua parola, Lui ama la sincerità che risiede nel cuore. La sincerità è la prima cosa che Dio ama. Che cosa ameresti tu da tuo figlio, da tuo marito, da tua moglie? La sincerità, sii sincero, non prendermi in giro, dimmi le cose come stanno, almeno le so. Con il Signore non possiamo noi non dire le cose, perché Lui ci legge. Lui ha la risonanza magnetica, l'attacco dell'ultima generazione. Lui,
e ci vede tutto. A chi vogliamo prendere in giro? E allora diciamo al Signore, come disse quel padre, quando andò dal Signore, ho chiesto ai tuoi e non l'hanno potuto fare, liberare mio figlio. Ogni volta si getta nel fuoco, ogni volta vive questa cosa. E Signore, tu credi che io posso farlo? Signore, sovvieni alla mia incredulità. Io credo, ma sovviene alla mia incredulità. Mise le mani davanti. Signore, aiutami a perdonare. Sono troppe le cose che mi vengono in mente, solo tu le puoi cancellare, perché Lui in un attimo soffia nella tua mente e non c'è più niente. Ieri parlavo con dei fratelli, con delle sorelle, che hanno subito degli affronti, hanno subito delle situazioni. Ho detto, guardi, io sono uno di quello che ne ha subite, forse più di te. Però sai cosa ha fatto il Signore? Ma non io, me li ha scrollati di dosso. E quando io li vedo, me li vado ad abbracciare con amore, perché non ho nulla. Sai perché? Perché io voglio andare in cielo. E ieri dicevo ai fratelli di nuovo, e lo dico sempre a voi, vi ricordate cosa dico? Quanti mi vogliono bene? E io so che qualcuno dice, pastore, a volte sei pesante, eh? Cioè, a volte faccio anche fatica a dirti voglio bene il mio pastore. Però io dico, se non mi vuoi bene in cielo non ci vai. Ed è così. Se tu non ami tuo fratello, come puoi amare me che non mi vedi? E allora dobbiamo amarci, dobbiamo sopportarci. Cosa dice la scrittura? A Vicenza. Sopportatevi a Vicenza. Noi dove siamo? L'ha scritto proprio per noi. Possiamo fare un applauso al Signore? Al Signore! Al Signore! Al Signore! Al Signore! Al Signore! Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà la gloria per la tua benignità e per la tua fedeltà. Signore, grazie per il tuo amore che hai per noi. Grazie per la pazienza che hai con me. Signore, aiutami a servirti ancora di più, che io lo voglio fare con tutto il mio cuore. A chi ho donato, Signore, la tua benedizione, fallo crescere ancora di più. Ieri questa sorella mi ha dato una dimostrazione, a sua insaputa. Gianni, fallo. Sono andato a casa con la coda fra le gambe. Voglio ringraziare il Signore per l'opera sua. Alziamoci in piedi. Avete un canto, Silvia? Venite qua? Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Abbiamo pregato per Arianna, l'intervento che ha subito sta bene, grazie a Dio. La vedremo presto in mezzo a noi, anche perché fa parte della corale. La vogliamo vedere cantare, lodare il Signore. Voglio ringraziare il Signore per ognuno di voi che vi siete impegnati. Quanti sono convinti che avremo una bellissima pesca miracolosa? Wow! E Dio ha scelto te per farlo. Pensa a te, che meraviglia! Gloria a Dio. Cosa canteremo? Wow, mira la bellezza del Signore, gloria a Dio, alleluia, gloria a Gesù. Nino, vieni tu a concludere? Vieni dai a concludere la... Mira la bellezza del Signore, le meraviglie della grazia sua. Vieni e vedi quanto amor per te, mira il viso pieno di compassione, le sue mani forate vieni a toccare, l'amico che comprende potrai trovare. Sotto la croce sanguinosa
non cambia mai. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. La pietra del sepolcro mossa è, la tomba è vuota, il corpo suo non c'è, perché cerchi il vivo tra i morti. Gesù vive, non si trova qui. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. La pietra del sepolcro mossa è, la tomba è vuota, il corpo suo non c'è, perché cerchi il vivo tra i morti. Gesù vive, non si trova qui. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. Egli è degno della nostra lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. È glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me. Signore, voglio ringraziarti per questa parola, Signore. Signore, apri i nostri cuori, insegnaci a amare come tu ci hai amato, Signore. Signore, io ti voglio ringraziare, ti vogliamo ringraziare perché ci hai liberato, ci hai amato e ci ami, Signore. Fa sì che noi possiamo veramente essere come tu vuoi, Signore. Signore, accompagnaci in questa giornata, Signore. Fa sì che il primo che possiamo incontrare possiamo parlare di te, Signore, perché l'amore deve splendere nei nostri occhi, nel nostro cuore, con la semplicità per quello che è, Signore. Grazie, Signore, nel nome tuo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Buona domenica, grazie, Signore. Amen.